poche ore dalla manifestazione di protesta contro il degrado e la criminalità a Mestre, nei pressi della stazione è stato aggredito proprio uno degli organizzatori, nonché presidente del comitato cittadino Marco Polo, Luigi Corò, che da tempo si batte per chiedere sicurezza nelle zone calde della città come Via Piave e dintorni. Martedì verso le 20:30 è stato aggredito da un gruppo di extracomunitari all'angolo tra Via Trento e Via Monte San Michele. L'uomo, che in attesa dell'arrivo della polizia si era nascosto in un locale, ha raccontato di essere stato pesantemente offeso e aggredito da uno dei minorenni che ha tentato di prendergli il cellulare. Il ragazzo è stato poi identificato dagli agenti, è un nigeriano 17enne con regolare permesso di soggiorno. Dopo essere stato portato in questura l'hanno riaccompagnato alla comunità in cui alloggia. E intanto giovedì alle 15 ci sarà un'altra manifestazione per chiedere maggior sicurezza, alla luce delle ultime vicende, su cui è intervenuto anche il governatore Zaia. Penso che ci voglia certezza della pena, quindi se ti prendi un giorno vai un giorno in galera, inasprimento delle pene, le pene sono troppo deboli. Terzo, attuare la legittima difesa. Quarto, fare in modo che le forze di polizia che governano, quindi le forze dell'ordine che governano la sicurezza nel territorio, usino quando serve il codice penale, usino quando serve il manganello o le manette e non il galateo.